Tutto pronto per i secondi 25 minuti di Peperino ad Maiora, 16ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, conduce al momento il Peperino La Rustica per 2-1. E subito lo scatto di Cutrupi mette fuori la difesa del Peperino, continua Anastasio, Cutrupi restituisce la palla al numero 2, chiuso però, prova allora la ripartenza l'Ad Maiora, ancora però arriva alla conclusione di Cristian Anastasio, si deve impegnare Giordano Podeschi a deviare in calcio d'angolo. Forte e teso, non riesce a intervenire Lorenzo Fiorini su questo pallone. È stato un tocco anche però della difesa dell'Ad Maiora, riparte da una rimessa in zona d'attacco il Peperino. L'effetto del capitano Campanella, palla per Cutrupi, prova a portarsela in zona tiro, Cutrupi, in qualche modo Podeschi compie un miracolo. Poi riesce anche ad evitare il calcio d'angolo, la batte Cutrupi, la rimessa laterale per Fiorini, la palla ancora per Cutrupi, prova a portarsi, a scavalcare Podeschi, ci riesce a dare la palla a Emiliano Muratore che realizza il gol del 3-1. Anastasio, De Eugenio, Peperino che dopo 15 minuti iniziale di squadra moscia, come aveva etichettata da Mora, sembra adesso aver preso in mano il match, un match fondamentale, vi dicevo, perché il Peperino può raggiungere la Lazio al terzo posto in classifica e sperare magari che la Lazio non riesca a uscire vittoriosa dal campo del Bar Cristal. La sfida è venerdì, noi intanto seguiamo quest'altra azione del Peperino con la conclusione tentata ancora da Emiliano Muratore che ha cercato la doppietta personale. Simone torna indietro, libero d'Eugenio, si riparte però da Luca D'Astolfo. Simone, ancora D'Astolfo e ancora Simone. Verticalizzazione centrale, tocca soltanto per un attimo Fiorini, ancora giro palla difensivo del Peperino che ragiona prima di accelerare, forte anche ovviamente del parziale attuale sul 3-1. Anastasio. Qui sbaglia il controllo Fiorini, riparte allora l'Ad Maiora, la palla per Quadraccia che prova ad angolare in qualche modo. Ci arriva comunque De Eugenio in due tempi, blocca l'occasione del temibile numero 9 dell'Ad Maiora. Anastasio. Altra verticalizzazione, prova ad arrivarci Cutrupi ed effettivamente ci arriva subito alla conclusione, deviata, rimessa laterale in zona d'attacco per il Peperino, un po' di affanno in questa fase per la squadra di Basso Bondini. Qui intanto ha provato lo scatto ed era anche buono perché i difensori centrali della Maiora non l'avevano visto partire, Lorenzo Fiorini non è stato però servito dai compagni. Campanella, Simone. Gira di prima no look verso Cutrupi, non riesce a trovarlo però. E allora Tolli, bella la palla ancora per Quadraccia, va sempre ad incrociare di sinistro. Altra occasione per l'Ad Maiora, ancora una volta però non pericolosa per De Eugenio che intanto è già andato alla rimessa. Fiorini ancora sbaglia un altro controllo. Rimessa laterale ad Maiora. Restivo. Fiorini che poi prova a riscattarsi andando in pressing. Arriva la palla lunga a cercare i giocatori d'attacco dell'Ad Maiora. Recupera però la difesa del Peperino. Cutrupi sterza
cerca un compagno, trova Simone al centro del campo che appoggia verso Cristian Anastasio. Il cambio di gioco a cercare ancora Fiorini che rimane in possesso, poi torna indietro Simone, la palla verso il numero 16 Cutrupi, arriva al rimorchio anche Simone, riparte però in contropiede l'Admaiora. Sempre Tolli e Quadraccia, la chiusura di Simone, sempre attentissimo in fase difensiva, ha recuperato veramente tantissimi palloni e poi va anche a indirizzare la palla verso Fiorini che non riesce ad indirizzare verso la porta, in realtà non riesce proprio a toccare la sfera, rimessa dal fondo, già battuta da Podeschi. Campanella gestisce il possesso del pallone, sceglie di ripartire da una rimessa laterale. Chiamato in causa adesso il capitano del Peperino, De Eugenio. Fiorini non riesce a staccare di testa, servito allora Restivo, in anticipo prima di tutti da Stolfo che va ancora verso Fiorini. Stavolta impossibile poter arrivare sul pallone. Viene rimproverato anche qui il numero 6 che poi sbaglia un altro disimpegno. Allora Tolli deve portarsi la palla ai limiti dell'out di sinistra. Arriva la conclusione tentata da Messina che poi era un tiro cross e non interviene, però non può intervenire Quadraccia. Giochiamo più col centrale, quando prende palla fate la scarica su, non fa salire perché tu sali, lui sale, la punta loro si mette sempre lì. Non c'è fallo qui secondo il direttore di gara, può ripartire allora il Peperino con Muratore, avanza il numero 7 del Peperino, gli sporca la traiettoria della palla Cortesi che poi riparte, prova ad andare da Demetrio Tolli, allunga la gamba ma non riesce ad agganciare la sfera. Fabio Simone. Si fa vedere Cutrupi, riceve adesso il pallone, subito di prima a girare verso Fiorini che arriva in area di rigore, l'anticipo però di Podeschi. Altra conclusione tentata da Campanella di poco fuori. Palla ancora in avanti, Restivo. Buona la finta su Cutrupi, poi prova a servire il compagno sulla sinistra e rimane in possesso. Gira bene per Tolli, Tolli prova a portarsela in zona tiro, non trattiene De Eugenio, Anastasio a spazzarla fuori dall'area di rigore. Buono qui l'aggancio, poi la verticalizzazione per Fiorini, arriva a rimorchio, la conclusione del numero 8 di Fabio Simone, suggella con un gol, una prestazione spettacolare specialmente in fase difensiva e cala il poker per il Peperino La Rustica. Si riparte ancora con una conclusione dalla distanza di Quadraccia. Non un'idea eccellente quella del capocannoniere della Lega. Cutrupi
La palla ancora per Simone che poi la dà di prima a Cutrupi, Noluk che va alla conclusione. Solletica il palo ma solo sul rimbalzo, era comunque sulla traiettoria Giordano Podeschi. Qui irregolare il tentativo di Campanella di recuperare il pallone. Calcio di punizione ad Maiora, battuto verso Messina. Restivo, prova di prima e poi recupera dopo aver perso il pallone perché ben pressato dal centrocampo del Peperino. Altra palla in avanti, Fiorini, Simone, ancora per Fiorini, fraseggio tutto di prima quello della Maiora che intanto prova a ripartire con Demetrio Tolli. Ancora il numero 10 ad allargare verso Quadraccia, non riesce a intervenire. Qui secondo time out ci si interrompe a metà del secondo tempo sul 4-1 per il Peperino.